È il turno della sesta corsa, premio Isenburg, 3 anni, non vincitori di 3.000 euro in carriera, ci sono 2 ritiri, quello di Gianmarinaro Pass e quello di Glera, così rimangono in 13 dietro le ali della macchina in una prova apertissima in cui non c'è un vero favorito. Timidi favori per Gargantua Font numero 7, leggermente preferito all'1 di Gospel Cube, al 2 di Ginko, quest'ultimo addirittura un debuttante a quasi 4 anni. Questo ovviamente la dice lunga sulla poca esperienza dei cavalli in corsa, quindi ovviamente dell'incertezza del risultato. Macchina in movimento. 1 Gospel Cube, 2 Ginko, 3 Grazia Big F, 4 Giotto Stella, 5 Ghe Pechegno, 6 Gigrobo GPD, 7 Gargantua Font, 8 Gianmarinaro Pass ritirato, 9 Grido d'Amore, 10 Giacomino GB, 11 Greta Spritz, 12 Guelfo C, 13 Gengis Khan, Nobel, 14 Geb ST. Macchina in accelerazione. Partiti. Ha sbagliato Gargantua Font, sbaglia anche Ghe Pechegno, va a condurre Giotto Stella nei confronti di Gospel Cube, che rimane secondo avanti a Grazia Big F. Poi in mezzo alla pista Gigrobo GPD, 14,7 il lancio da parte di Giotto Stella, che è scattato al comando. Ora Roberto Biagini riprende in mano, lascia sfilare Gospel Cube, che passa dopo 400 metri in 34. Sbaglia però Gospel Cube e rimane così di nuovo al comando Giotto Numero Stella. 1 Gospel All'esterno Cube avanza squalificato. Ginko, che va a chiedere strada, 600 metri in 46,8 con Ginko che va su Giotto Stella e passa con Numero un giro dalla 5 fine. Ghe A Pechegno contatto dei primi squalificato. anche Grazia Big F, poi Giacomino GB, Numero 7 Gargantua Font GP squalificato. 1,17 per i primi 800 metri di corsa. Sempre in evidenza Ginko, che è andato a sfilare dopo un giro. Al suo esterno c'è Grazia Big F, in corda Giotto Stella, poi Giacomino GB, quindi ancora lo steccato Grido d'Amore. Numero 14 Geb Con accanto ST Gengis Khan squalificato. Nobel, attacca ora Grazia Big F che va su Ginko, guadagna un'incollatura all'imbocco dell'ultima curva, 1.32,4 i 1.200. Grazie a Big F che sta passando nei confronti di Ginko, che prova a vendere cara la pelle, poi si libera dalla corda Gengis Khan Nobel. In mezzo alla pista prova Greta Spritz, la retta d'arrivo per Grazia Big F, che è in vantaggio nei confronti di Gengis Khan Nobel. A largo di tutti Greta Spritz. Grazia Big F nel finale vince nei confronti di Greta Spritz. Al terzo Gengis Khan Nobel, 1.16,4 per la vittoria dello svizzero Giuseppe Pistone in salchi e al training per la scuderia Marodà. Vittoria di Grazia Big F nel finale dopo percorso esterno. Successo del numero 3 Grazia Big F, Giuseppe Pistone per la scuderia Marodà nel finale. Rivediamo nelle immagini il netto successo del numero 3, l'11 al secondo, il 13 al terzo.